Eccoci ragazzi con un nuovo video di Mountain Bike Tour. Quest'oggi mi trovo in quello di Vittorio Veneto, precisamente al castello di San Martino, che è qui alle mie spalle. Adesso mi sto apprestando a scendere da questa zona collinare, nonostante un po' di fatica che ho fatto a venire su. Comunque qua è il panorama di Vittorio Veneto, una parte di Vittorio c'è, da quel che lì, che adesso sinceramente non lo so e andrò a scoprirlo prima o poi, forse solo vivendo, sì. Non so se avevo fatto qua 5 anni di scuola, non lo so nemmeno io, non sono mai interessato. Comunque, signori, adesso andiamo giù e andiamo verso le grotte del Caglierò. Spero di non perderci un'altra volta perché anche penso quello si passa un attimo. Buon ragazzi, ci vediamo alle grotte. Sì. Bene ragazzi, ci vediamo alle grotte e aspetto di Milano. Ciao! Ecco ragazzi, questo è bello, fare la discesa dopo. La salita ci ho messo tipo 10 minuti, discesa 5 secondi fatta. Mamma mia, che figata adesso. Wow! Ragazzi, chiudiamo qua, adesso... no, chiudiamo qua, chiudiamo e basta. Allora ragazzi, adesso di nuovo il casco e si riparte per le grotte. Ciao ciao! Bene ragazzi, finalmente un po' di discesa. Vedete in cima la Falgona, allora si scende. Vediamo, andiamo sulle grotte adesso. Ragazzi, eccoci di nuovo, finalmente sono arrivato alle grotte del Caglierò. Forse può essere un po' buio, ma pazienza. Adesso entro dentro alle grotte, veramente una grandissima figata. Non ci venivo da quando ero piccolo così, più o meno penso. Tanta roba. Tutti le... no, ci stanno anche belli freschi, vaffanculo, guarda. Poi sui posti non contrassegnati come al mio solito. Ci ho visto un po' del flash con il cellulare, spero che si veda qualcosina. Eccomi qua di nuovo alle grotte del Caglierò. Sto un po' ispezionando la zona, si sta da Dio, un fresco veramente spaziale. Dopo la faticosa che ho fatto di salite e discese, più salite che discese comunque, veramente bello. Adesso senza capottarmi, ok, il flash non serve più, ci siamo ok, un attimo, perfettissimo. Qua ho le scarpe da bici, per fortuna che sono tacchettate, quindi quello del pavimento riesco ancora a farlo senza tanti problemi. Veramente tanta roba. Yeah! Mi sembra essere un bambino al porto giochi. No, veramente bello cazzo. Eccoci qua. Ora
ragazzi, eccoci qua di nuovo. Mi sto accingendo ad uscire dal sentiero qua delle grotte, come lo sempre, quello del Cagliarone. Sto una vita abbastanza rinfrescante e rilassante, sì, perché dopo una bella sera che ho fatto ci stava tutta. Adesso mi sto accingendo, sì, come ho detto prima, ad uscire, poi devo riprendere la bicicletta che devo tornare a casa. Siccome ormai sta facendo un po' tardi, è opportuno andare. Per cui, signori, ci vediamo al prossimo video, sempre qua di Mountain Bike Tour. Vediamo dove vi porterò le prossime volte. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, un mi piace sempre gradito, condividete il video e iscrivetevi al canale. Per questo qua è tutto. Bene ragazzi, alla prossima, ciao ciao! Alla prossima no, perché mancava ancora un video. Manca ancora una grotta, la grotta della Madonna, se non mi sbaglio. Ragazzi, questa è l'ultima grotta che ho da visitare qua, che sarebbe anche la prima da visitare perché dove sono arrivato io. Ce ne sarebbe un'altra, però era in su, non c'era niente da vedere interessante, e poi sto andare avanti. Per cui metto una parte, andiamo a prendere la bicicletta e torniamo a casa, perché viene la famiglia adesso. Come speriamo ci dietro di 30 km e si ritorna. Bene, per questo video è tutto ragazzi e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!